Sono stati trovati altri due nostri colleghi, vigili del fuoco operativi, positivi al Covid-19 e si vanno ad aggiungere agli altri 5 colleghi che sono stati rintracciati positivi. Sono 7 le persone risultate positive al coronavirus alla caserma dei Vigili del Fuoco di Mestre. I controlli proseguono e la situazione è tenuta sotto stretta osservazione da quando poco più di 2 settimane fa si sono manifestati i primi casi. Ci sono dei colleghi che sono in quarantena preventiva, altri nostri colleghi si stanno sottoponendo ai tamponi e si sta cercando di individuare dove sono se ci sono dei possibili focolai. Questo sta avvenendo nella sede principalmente di Mestre. Secondo il sindacato di categoria della UIL sarebbe però opportuno che i controlli venissero ampliati a tutte le sedi del comando di Venezia, Portogruaro, Sant'Ona di Piave, Mira, Cavarzare e ai nuclei di specialisti navali, elicotteristi, sommozzatori, visto che gli spostamenti da una sede a un'altra sono frequenti, senza dimenticare poi il personale amministrativo. Com'è lo stato d'animo in questo momento tra i vigili del fuoco di Mestre? Attualmente c'è apprensione da parte di tutti i colleghi, si stanno osservando tutte le misure che sono previste dai protocolli sanitari, il distanziamento, l'utilizzo delle mascherine, ma sarebbe opportuno poter aggiungere anche questi screening sanitari nella prevenzione, così come è stato deliberato a marzo dalla Giunta regionale con la delibera 344. Quindi test rapidi effettuati periodicamente, ogni 20 o 30 giorni, che offrano una mappatura precisa della situazione reale. Controlli che, secondo Davide Meli, dovrebbero essere estesi in tutta la regione. Abbiamo avuto anche dei casi a Belluno, senza dimenticare quanto era successo al Padova, dove ci sono stati diversi nostri colleghi che sono stati positivi al Covid e c'è stata lì anche una criticità nel soccorso tecnico urgente.